Buongiorno, sono Inberti Alberto, nato a Cuneo nel 1949 e ho fatto il servizio militare come sottotenente nella 18ª batteria del gruppo Udine, che nel momento in cui io sono stato in servizio, cioè dal gennaio 75 all'ottobre 75, era a distanza prima a Tolmezzo e poi a Gemona e faccio parte del gruppo alpini di Borgo San Dalmazzo. Cosa ricordi della sera del 6 maggio 1976 e cosa stavi facendo in quel momento? Qual era il tuo lavoro? Allora, mi è rimasto talmente impresso la cosa, visto che era talmente vicino alla data in cui mi ero congedato. Io mi sono congedato il 5 di ottobre, il terremoto è stato il 6 di maggio, no? La sera del 6 di maggio alle 9 di sera. Mi ricordo perfettamente che ero andato a accompagnare mia madre ad una serata di preghiera, perché il maggio è il mese della Madonna, a un rosario a Mondovì. Lei era devota di Padre Pio, quindi siamo andati lì. Al ritorno, saranno state le 10:30, così, siamo arrivati a casa, mio padre che aveva ascoltato la televisione, non c'erano i media che ci sono adesso, quindi con un'informazione così puntuale. Comunque, la cosa era talmente grossa che era già scoppiata, si era saputo che c'era stato in quei luoghi che io ben conoscevo, era successo quello. E poi quindi il giorno dopo, e io la mattina dopo, con più calma, visto che le cose, ho già subito esternato il desiderio di andare là. E mio padre contento, come alpino anche lui, e mia madre si è accodata. Se hanno avuto delle preoccupazioni, se le sono tenute per sé. Mi sono messo in lista presso la sezione e quando la sezione mi ha dato il là, sono partito e sono andato là. E qual era il tuo lavoro, Alberto? Allora, io siccome mi ero laureato a febbraio e lì era maggio, non avevo ancora un lavoro. Ero lì, dovevo fare il concorso per entrare nella scuola, potevo restare nell'università, avevo lo studio di mio padre, avevo diverse opzioni, quindi ero libero. Poi essendo ancora un periodo estivo, a maggior ragione, le mie vacanze quell'anno lì le ho passate là, infatti sono stato 15 giorni. Avevi già una famiglia e come accolsero la tua scelta di andare ad aiutare il Friuli? Allora, come ho già detto, la mia famiglia erano i miei genitori allora. L'hanno accolta bene proprio perché eravamo in casa, c'era un clima alpino, c'è poco da dire. E gli alpini, anche mio padre frequentava il gruppo di Borgo, era maggiore degli alpini, eccetera, dell'artiglieria. E quindi è stato preso bene, insomma. Nel cantiere di quale paese sei andato a lavorare? Con te c'erano dei tuoi compaesani o amici? Allora, io sono andato a lavorare, dei 10 cantieri che c'erano, sono andato nel cantiere di Osoppo, che era il cantiere numero 3. E in questo cantiere non c'era nessuno di quelli, nessun conoscente. Infatti io sono partito di qua solo con la mia macchina e sono arrivato là, la macchina l'ho fermata per 15 giorni perché le comunicazioni non erano certo così. E quindi non ho rivisto nessuno ho conosciuto tanta gente, ho conosciuto tanti alpini. Posso dire che praticamente il capo del cantiere era un ingegnere di Genova, l'ingegner Giorgio Les, che era una persona eccezionale, era un manager di alto grado di Italsider e aveva una capacità organizzativa in quelle situazioni, diciamo così, di emergenza, telefonate di qua, telefonate di là, perché arrivavano sempre dei materiali, no? Oppure lui le richiedeva perché aveva talmente una capacità, da noi diremmo una parolaccia, alla faccia come al culo, no? Si direbbe da noi, e quindi chiedeva e davano, come d'altra parte hanno dato tutti, no? Se pensate che gli americani hanno dato le loro offerte che le hanno fatte per il terremoto, le hanno fatte tramite noi, tramite gli alpini, più di così. E quindi questo qua aveva una grandissima capacità organizzativa e venivano a trovarci. Io ho conosciuto
in quel periodo lì, è venuto anche il presidente nazionale che era Bertagnolli, produttore di grappa, anche lui una persona eccezionale. Insomma, tutte le persone che ho conosciuto, poi quelli con cui lavoravamo, eccetera, eccetera. Che ricordi hai di quei giorni in una zona tanto devastata? Che sentimenti provavi mentre lavoravi e quanto incidevano questi sentimenti sull'impegno e la fatica fisica? Allora, il primo impatto che ho avuto e che è durato poi praticamente per tutti quei giorni, sempre un tuono continuo perché erano le scosse che continuavano, non erano più da far tremare così, però si sentiva sempre in lontananza una specie di boato, bu, 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 e queste scosse, diciamo così, di assestamento, no? Poi con una cosa curiosa che ricordo è l'acqua che bevevamo, perché c'era un gruppo, c'erano degli svizzeri che erano proprio di una squadra di emergenza che producevano l'acqua, diciamo così, da poter bere, no? E la davano tutta in buste, un sacchetti da 1 litro. E abbiamo bevuto, a parte il vino che abbiamo bevuto, ma abbiamo bevuto sempre acqua prodotta in quel modo lì, perché evidentemente gli acquedotti erano stati messi fuori combattimento dalla cosa, quindi l'acqua non era più potabile. E poi per quanto riguarda il lavoro fatto insieme ad altri, andavamo sui tetti perché il terremoto aveva in queste case, diciamo così, rurali, in questa zona rurale di Osopo, diciamo che è la periferia di Tolmezzo verso San Daniele, no? di Gemona verso San Daniele, praticamente queste case non erano fuori uso, e avevano delle crepe che i ingegneri strutturisti verificavano che erano utilizzabili. Però il terremoto aveva sollevato il tetto, sollevato la copertura e poi l'aveva fatta cadere. Ovviamente facendola cadere il manto di copertura, tegole, copi, era scivolato verso il basso. E allora si andava di nuovo, il lavoro semplice che si faceva, semplice, si saliva sui tetti e si riprendevano dal basso queste cose e si rimettevano a posto. Questo è stato grave. Per quanto riguarda l'accoglienza della popolazione in quel periodo lì, erano generosi già di natura, ma erano riconoscenti sempre, insomma, sono stati sempre riconoscenti. E hai mantenuto rapporti con loro anche negli anni successivi? Assolutamente sì, cioè sono andato, tenete presente che ci sono stati tre adunate nazionali, no? Che ci sono state nel periodo in cui dopo aver fatto il servizio militare. Ce n'era una fatta nel 74, che è l'anno dell'inizio del mio servizio militare, ma ovviamente non l'avevo vissuta. E ce ne sono state 3, l'ultima delle quali è stata 2 anni fa, no? Prima di Vicenza c'è stata Udine, ma non solo, sono andato giù quando c'erano il raduno del Triveneto, sono andato quando aveva la sede appunto a Tolmezzo, e quest'anno a giugno il raduno del Triveneto sarà a Gemona, e quindi andrò giù. Sono andato giù per il 40° anniversario quando c'erano state, e poi ho continuato sempre ad avere dei rapporti tramite il mio armiere, che è quello che mi tiene un po' la logistica quando andiamo giù, prenota il bread and breakfast, eccetera, eccetera. Ho avuto sempre degli ottimi rapporti. Io ho come dire, per il Friuli mi è rimasto nel cuore, insomma. Quanto questa esperienza ha influenzato la tua vita e soprattutto il modo di affrontarla? Questa è una domanda interessante, perché chiaramente la mia vita è stata influenzata, nel senso che ho visto della gente che era stata provata, no? Era stata provata, e che si vedeva che avevano l'ansia di ritornare su, e lo facevano con le loro forze. Quindi non era una questione di assistenzialismo, no? Che tu aspetti che ti cada dal cielo. No, no, questa gente qua si dava da fare da sola, e noi eravamo lì per aiutarla. E quindi anche questo secondo me, è stato un esempio importante. Ritieni che anche oggi ci potrebbe essere una mobilitazione volontaria come quella che misero in campo gli alpini 50 anni fa? È chiaro che le condizioni oggi sono cambiate, no?
la protezione civile oggi c'è e allora non c'era. Anzi, faccio una parentesi per Zamberletti, no? Zamberletti, che è quello che era stato il commissario straordinario, addetto appunto alla gestione di tutto quello che riguardava il terremoto. È stato poi quello che ha fondato, che praticamente ha creato la protezione civile. L'ho conosciuto al 40°, ho avuto l'onore di essere nello stesso albergo dove era lui a Gemona. Una persona eccellente, un eccezionale. Era sottosegretario della Democrazia Cristiana. E comunque io dico, anche se la situazione di oggi è cambiata, anche se il contesto esterno è cambiato, chiaramente anche solo la figura degli Stati Uniti oggi nei nostri riguardi è ben diversa da quello che lo era allora. E in più cosa c'è di peggiorativo? Di peggiorativo c'è che la nostra popolazione alpina, che allora aveva un'età media X, oggi è invecchiata, c'è poco da fare. Oggi è invecchiata e si è ridotta, anche se abbiamo degli amici degli alpini in più che allora non c'erano. Comunque, secondo me, come c'è già stato altre volte, abbiamo ricordato il Rossos, no? L'asilo, la costruzione dell'asilo del Sorriso, eccetera, eccetera, ma poi anche le altre cose che gli alpini hanno fatto nel tempo del Covid, no? Gli ospedali, il generale Bonfiglio. E io penso che oggi come oggi, se ci fosse qualcosa del genere, speriamo di no, ma se ci fosse la capacità, la volontà di intervenire, ci sarebbe ancora. Grazie.